Notizia bomba! Il Napoli sta già iniziando a definire i piani per la prossima stagione e la possibile partenza di Anguissa. Potrebbe aprire lo spazio per un doppio colpo al Bologna. Restate con noi fino alla fine per scoprire come Lewis Ferguson e Sambukhema siano finiti nel mirino del Napoli. E perché il nome di Oumar Solé sia ancora in ballo. Ma prima, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia di calciomercato. Ora passiamo ai fatti. Lunedì prossimo il Napoli affronta il Bologna, ma le attenzioni della dirigenza vanno oltre il campo. Lo scontro potrebbe essere il punto di partenza per una trattativa con il club emiliano, che sta vivendo un momento storico in quanto si trova nel G4 della Serie A, in lotta direttamente per un posto nella prossima Champions League. Secondo Sport Mediaset, il Napoli sta già pensando di sostituire Anguissa nel caso in cui il centrocampista camerunense lasciasse il club a fine stagione. E il nome più forte per ereditare il suo posto a centrocampo è quello dello scozzese Lewis Ferguson. Capitano e anima del centrocampo del Bologna, Ferguson si distingue per la visione di gioco, l'intensità e l'arrivo in area, qualità che piacciono ad Antonio Conte. Ma Ferguson non sarebbe l'unico obiettivo. Il difensore Sambukhema, sempre del Bologna, è un altro nome tenuto d'occhio. A sfavore dell'affare ci sono però due punti: la necessità del giocatore di avere maggiore regolarità difensiva e l'alto prezzo richiesto dal club emiliano, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. In considerazione di ciò, il presidente Aurelio De Laurentiis sta già valutando le alternative. Una di queste è Oumar Solé, dell'Udinese, anch'egli in cima alla lista dei rinforzi difensivi. Il problema è un altro: la concorrenza di club italiani e stranieri, che potrebbe gonfiare le trattative nelle prossime settimane. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi tifosi. Ferguson sarebbe un buon sostituto di Anguissa? E per la difesa, il Napoli dovrebbe puntare su Sambukhema o su Solé? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito.